La sesta corsa è un miglio per femmine di 4 anni, sono 9 al via dopo il ritiro del numero 5 Frisson. Questo lo schieramento: 1 Fernanda, 2 Fantasy Black, 3 Franca Daghi, 4 Faralest, 6 Francisco Benal. Seconda linea: 7 Felbinder ST, 8 Fortune Wise AS, 9 Frullino, 10 Fritz Lang. In chiusura Faralest, la più appoggiata, molte simpatie anche per Fernanda e Fantasy Black, sono le 3 più seguite al gioco. Macchina che accelera. L'errore di Fantasy Black, si lancia in avanti Franca Daghi, che presto superata Numero però 2 da Fantasy Faralest, Black squalificato. terza posizione per Fernanda. Faralest scivola in breve al comando nei confronti di Franca Daghi e Fernanda, mentre all'esterno c'è Fritz Lang che progredisce. Veloci il primo parziale, 14-7, con Fritz Lang che ugualmente progredisce nonostante l'andatura sia abbastanza sostenuta. Il quarto iniziale viene coperto in 29-9, ancora un 15-2 di parziale. Seconda posizione per Franca Daghi, ora raggiunta da Fritz Lang, mentre più indietro c'è Fernanda. Come detto, di galoppo al via Fantasy Black e il 600, 45-4 per la testa. Fritz Lang all'esterno, arriva al sediolo di Faralest, a contatto è sempre Franca Daghi, poi sposta anche Fernanda e guadagna una posizione Frullino lungo la corda. Dopo 800 metri in 1 minuto e 6 decimi, la situazione tattica non cambia, c'è sempre leader Faralest nei confronti di Franca Daghi, chilometro che se ne va in 1:16:1. Numero 8 Fortune Wise AS Assiste all'esterno squalificato. Fritz Lang, mentre alla corda è Franca Daghi, poi Fernanda, ancora Frullino. 400 all'arrivo con un parziale ora in 14:9. Accenna a calare Fritz Lang, mentre Franca Daghi rimane ben in schiena. Poi però allunga nuovamente Faralest. Faralest stacca in retta d'arrivo e viene a concludere netta vincitrice. Per il secondo posto sul traguardo è ancora il numero 3, Franca Daghi, che tiene a bada il tentativo di Frullino. 1:15 ragguaglio conclusivo, 29,5 a chiudere, ma vittoria nettissima per Faralest, che ha confermato un'ottima sgambatura. Claudio Monte in sediolo. Claudio Monte anche al training per conto del signor Giancarlo Vassallo.